Li avevamo lasciati al Duomo di Crespano prima che venissero sepolti al Sacrario di Cima Grappa 13 soldati italiani e austro-ungarici ritrovati sul campo di battaglia quest'estate, 101 anni dalla fine della Grande Guerra. 13 soldati i cui resti sono stati raccolti in 8 urne di zinco con il simbolo della Repubblica Italiana a sbalzo. 8 urne per i resti di 13 persone, 5 urne meno dei caduti. Perché? Ci hanno chiesto i telespettatori chiamandoci. Perché? Hanno ribadito scrivendoti sui social. Perché ci siamo chiesti anche noi facendo la cronaca della cerimonia? Aspetto che abbiamo scelto di non sottolineare in quel servizio, ma solo accennarne perché non distogliere l'attenzione dall'onore del raccoglimento dovuto ai caduti ci sembrava doveroso. Il motivo, temevamo, ma sappiamo anche ufficiosamente, è che i resti erano dispersi, a volte pochi, ma un uomo è un uomo anche se un solo osso è la sua terrena rimanenza. Sappiamo anche che sul Sacrario del Grappa la cripta che ospita gli ultimi soldati ritrovati ha ormai poco spazio. Insomma, si è trattata di una triste ottimizzazione dello spazio dei caduti per la patria, qualsiasi essa fosse. Ora, cosa sarebbe costato avere 13 cassette alla cerimonia per onorare anche simbolicamente i 13 soldati? Sarebbe stato un segno di attenzione, come un cenotafio lo è per un morto che non ha la sua tomba. E un altro segno di attenzione, permetteteci, è trovare uno spazio in uno dei più grandi sacrari d'Europa, come quello di Cima Grappa. È una montagna. Vi ricordate cosa c'è scritto? Monte Grappa, tu sei la mia patria, a caratteri cubitali. Una patria che non ti trova spazio neppure se muori combattendo per lei.